Sos carabinieri del comando provinciale de Casteddu, in sintesi di un'operazione antidroga e riportati hanno scoperto belle 800 kg di hashish cubaus in intro de due pilastri de cimento de cussos impreaus pro contrappeso in Sargru in un capannone della zona industriale di su quadrifoglio a Curzu des ex inchisinatore de Casteddu. Sos carabinieri scordinaus da su colonnello Ivan Giorno in intro desi struttura hanno accattato custorduoso pilone de cimento bodioso in intro bivini contenitore de metallu fattos apposta pro che colare sos controllos a sorraggioso o bevicubadas a droga partia in panicheddoso. Secondo sos carabineris, su valore desa droga in su mercao viti de prur de 3 milioni de euro. Sos militares han arrestau a Ivano Silla, 40 batorannos de Moncalieri, mere de un'impresa edile de Torino. Fini de una paia di stentandesi struttura, ma pezzieris han avatto operazione. In intro de su capannone, Fibodiu, bivini i pezzi custorduos o pilastros e un mezzu pro lor mogere. Sos militares sono resessios a cattares a droga secande su cimentu caviti cubade in duas intercapedines, sasatter duas in bezzer fin bodias. Cando la nave irmau, Silla, annau chi su materiale li serviat a provare straballos in Sardigna, ma sos carabineris han averguau chi vit arribau pezzi de una paie diese. Commosas indagines han assichire pro iscoperrere de prusu supra custu trafficu de droga. Sa Guardia de Finanzia de su Comando Provinciale de Tattari e de su Gruppo de Olbia, coordinaoso da sa Procura de Tempio, che in s'operazione Teseo can isperdi un commercio de capor di abbigliamento vattos a manera illicita e vrassoso. Erisi sos finanzieris han avatto una scantas perquisiziones e cassande 36 attividades commerciales illicitas de su settore abbigliamento in su territorio de Tattari, Casteddu, Roma, Napoli, Padova e Prato. A s'operazione han appiccau parte educativa militares, chi in sas aziendas cana sequestrao prur de 36 capor di abbigliamento chi in indittor frassoso e merze chi marca avrassa. S'indagine scominciata in Sant'Andria, che in uno scanto sequestro in Gaddura, e ha permittido de denunziare chi imbantabatto spessones de nazionalità zinesa, accusadas de su reatu de frode in commerciu. A s'operazione ha collaborato sul laboratorio Buzzi Lab de Prato, che ha analizzato sa roba pro averguare si vi frassa. A pustis ideai scompudao bene sospinzoso, si non sono periculoso, solo sana a dare a enter de caridade prosar familiar bisonzosas. Su movimento politico la base ha rinnovau sos organos direttivos. S'assemblea ha eletto a coordinatore cittadino Massimo Zara, affiancao in su direttivo de Francesca Viori, Maria Francesca D'Antoni e Marilena Roic, e dai sus cussizzeris comunales Giovanna Zedde, Eleonora Angeleddu, Michele Siotto e dai su vice sindico Sebastian Cocco. Zara ha tasutalineau chi che traballare si chinde sandala de chi bivi prima de issu, facende a manera chi la base sia sadommo de totus os cittadinos, ove si poda partecipare a sa politica che in cussenzia, che in sa punna de dare impelli da una relata nova entre cittadinos e istituziones. Cocco, su coordinatore chiessiti, annau chi che in sa ponnera bandas ordinariu, si deppe punnare a si sviluppi a sa creschida collettiva, aer obiettivo ormannos e chircare dello scrompire, pro dare a nugoro su pressiu chi li decete. A su dibattitu, a tapicau parte Giovanna Zedde, che ha faveddau desar difficoltà del finanziario ardessente e desa valorizzazione desa-economia de su territoriu. Eleonora Angeleddu ammentovau su diritto a s'informazione, a sa partecipazione de sos cittadinos, a sos processos decisionales chi pertoccano a su territoriu. Michele Siotto invece sa faveddau desamparu desa tradizione locales, desa valorizzazione desa azienda chi ammusu e desa naschida di un sistema locale di offerta turistica. Piero Marteddu, coordinatore provinciale, ha tancoso straballoso, sottolineando chi sono concordes e che in sazione del governo mandata dennantisi da esamministrazione soddu.
Sindacato de categoria de sanidade CGL, CISL, UIL, Nursind e RSU de ASL, una paia di dier fachet in sintesi di una conferenza stampa pro denunziare la situazione grave della sanidade in Ugoresa, aian prometti una mobilitazione sino arribava una risposta supra la carenza de personale, servizi che non funzionano, strutturas poco adeguadas, de cale venidore bata essere a pustir desa riforma desa ASL e desa assentu desa rete ospedaliera. Rispostas dai ATS e Regione non bin data a ribau e dunque dai crasi in Nugora a cominciare esa mobilitazione che in un'assemblea de su personale su 9 de marzo una manifestazione e innanti il desintrada desispidale Santu Francisco da esa sundichi. Uno de esos problemas pur graves desa sanidade nugoresa est esa mancanza de personale in tutto il reparto de su Santu Francisco e de su sanatoriu de Nugoro e in s'ispidale desorgono, che senza si chirmenticare desa scarenze in assistenza integrata domiciliare in su territorio. In sa sanidade nugoresa denunziano a sindacato mancano infermierisi, OS, tecnico de laboratorio, de radiologia, fisioterapistas e procussu a s'assessorau a sa sanidade pedini chi sblocchet sas assunziones e a SATS che assumat a tempus indeterminau sorbinchidores de sos concursos pro infermierisi e OS. In 24 giornate de su campionato de Serie D, su Nugor ha vinto una nuda che in su Muravera e sulla Nusea ha vinto a Tavolino che in su Voligno. Desa satteras squadra sardas, Sarzachena ha perdiu una nuda in Ostia. Su San Teodoro che in Salbalonga ha perdiu sempre uno a nuda, a pustisi de carimbolao a su manco 3 occasioni sprosinzare. Salbalonga subiu ma non se rendio e in su secondo tempo su quando mancavano 3 minuti a s'accabbu desa partia a Tasinzao che in Cruz. Su Latte Dolce ha vinto 2-1 che in Savezzano e Saturres a Zomai non binchiata in Rietti contra sa prima in classifica pro 2-1. So stata resoso Ana Mustrao de Aere Azza e de Kerrer Gerrare pro si salvare.